Bentornati al mio appuntamento con le previsioni meteo, nuovo sfondamento della saccatura atlantica che andrà a formarsi dapprima sulla Spagna e poi su mezza Europa, investirà sulla Gran Bretagna, portando forte maltempo e l'invio di aria sempre più umida e instabile diretta anche verso l'Italia, soprattutto lungo il versante tirrenico. E andiamo appunto a vedere un po' l'evoluzione meteo attesa nel corso dei prossimi giorni, quando avremo ancora la spinta di correnti nord-occidentali fresche che manterranno le temperature piuttosto in media col periodo e ancora su valori molto freschi all'alba sulle zone di pianura, ed è atteso quindi un rialzo delle temperature. Ma come vedete le prospettive meteorologiche saranno determinanti per quanto riguarda i prossimi 10 giorni. Infatti avremo il transito di più perturbazioni. Probabilmente la prima, la più incisiva, nella giornata di giovedì, che andrà a investire soprattutto il centro. Come vedete da gran parte delle mappe modellistiche si evidenzia appunto questo fronte instabile che giungerà sul medio-alto Tirreno e porterà a dei rovesci con piogge associate che potranno raggiungere anche il nord-est, ma comunque con precipitazioni più deboli sulle aree, come vedete anche ben evidenziate nelle prospettive del totale accumulo precipitazioni sull'intera Europa. Vedete come avremo nelle aree in verde una maggiore influenza appunto delle precipitazioni, minore invece sull'Italia, se non maggiore soprattutto sull'Alta Toscana e sul Lazio e sulla Campania. Questi settori che risentiranno maggiormente di precipitazioni nel corso della giornata di giovedì e di venerdì, ma come vedete già nella giornata di martedì assisteremo a un graduale allontanamento dell'anticiclone che porterà comunque bel tempo sull'Italia, stabile, e quindi un contesto termico anche comunque in media col periodo, se non picchi di 22-23 gradi sulla Sicilia e sulla Calabria, mentre il ciclone instabile sulla Spagna si avvicina progressivamente, inviando il flusso di correnti più umide da sud-ovest che raggiungeranno nella giornata di mercoledì anche la Francia meridionale e poi il nord-ovest, portando prime precipitazioni comunque deboli di intensità. E mercoledì avremo appunto dei piovaschi che saranno comunque passeggeri, con cieli molto nuvolosi su tutto quanto il nord, con qualche precipitazione entro la serata che si andrà a concentrare in modo particolare sul Piemonte centro-orientale e sulla Liguria, e in modo particolare sulle zone alpine, prealpine e centro-occidentali. Poi le condizioni meteo andranno peggiorando nel corso della giornata di giovedì, quando il fronte riuscirà a raggiungere poi anche nella nottata le coste, per poi apportare forti precipitazioni con accumuli anche oltre 30 mm sulla Sardegna, specie quella centro-meridionale, e con rovesci e temporali che andranno ad agire anche sull'Appennino centrale fino a quello campano lungo le coste entro la serata. Le precipitazioni potranno anche raggiungere la Sicilia, specie quella settentrionale, entro la fine della giornata di giovedì, e come vedete le temperature porteranno quindi a un'ulteriore impennata termica al sud Italia in modo particolare e lungo il medio-basso Tirreno, picchi di 25 gradi pensate sulla Sicilia. Saremmo in media col periodo praticamente solamente sul nord Italia e lungo il medio-alto Tirreno, sull'Emilia Romagna, ma le temperature comunque saliranno dappertutto e saremmo quindi su condizioni tipicamente autunnali, se non sopra media invece al sud Italia, quando appunto questo minimo depressionario continuerà a portare questa fase di maltempo sempre più frequente entro la serata, come dicevo, fino al basso Tirreno e sulla Sicilia. Quindi le condizioni atmosferiche potranno poi apportare a un ulteriore deterioramento del tempo, soprattutto sulla Sicilia, sulla Calabria, e queste le aree che verranno più coinvolte nel corso della giornata di venerdì. Alcuni piovaschi invece agiranno sul nord Italia proprio per la spinta di queste correnti umide instabili dovute ancora a questo ciclone che si è andato a sviluppare proprio vicino alla Irlanda, e questo porterà quindi sempre l'invio di aria sempre umida di matrice atlantica, con temperature che comunque si manterranno ancora sopra la media del periodo al sud Italia, mentre in media, se non anche qui leggermente sopra il nord, con picchi di 20 gradi in Val Padana. Tante conferme in merito al proseguo, che vede ancora l'influenza delle correnti umide di matrice atlantica, che potranno portare sempre frequente nuvolosità soprattutto al nord e sulle zone del medio-alto Tirreno,
e quindi sempre umidità, ma con temperature massime attorno ai 18-20 gradi e le minime al di sopra dei 12 gradi in pianura. Continuate come sempre a seguirci per non perdere i prossimi contenuti.